Con il passaggio al Consiglio delle autonomie locali si è aperto ufficialmente l'iter in vista dell'approvazione della prossima legge finanziaria regionale 2025, che dovrebbe vedere la luce pochi giorni prima di Natale. Da quanto è emerso rispetto al 2024, la bilancia sorride con un più 91 milioni di euro di attivo che saranno spalmati nelle varie caselle riservate. L'assessore al bilancio, Barbara Zilli, non si è molto sbilanciata durante il suo intervento al CAL. Al termine della seduta si è passati alla votazione con voto unanime da parte di tutti i sindaci presenti. Sì, queste sono le risorse in più già sentite alle direzioni, siamo molto soddisfatti del voto unanime oggi qui al Consiglio delle Autonomie Locali, segno di come continuiamo a costruire la manovra finanziaria prima di tutto con un confronto con gli enti locali e in aggiunta anche continuando ad attuare quella visione della Regione che abbiamo nelle nostre corde, che abbiamo ricevuto nel mandato elettorale che ci hanno assegnato i cittadini di questa Regione e convinti di come sia assolutamente importante valorizzare anche all'interno della legge di bilancio fin da subito le scelte che abbiamo fatto in particolare per la programmazione finanziaria delle spese legate alla sanità e al sociale, dove garantiamo tutte le risorse utili a poter programmare nell'annualità 26 le spese delle aziende sanitarie e questo è un cambio di passo virtuoso che la solidità del nostro bilancio ci permette di fare. A questo aggiungo anche le risorse ovviamente per gli enti locali, per la sicurezza, ma tutto il compendio di iniziative che abbiamo inanellato per continuare a dimostrare che questo territorio può contare sul supporto dell'amministrazione regionale con ingenti risorse perché l'effetto leva del supporto che gli investimenti e le parti di parte corrente di risorse che diamo poi genera ulteriore volano per l'economia e per il benessere delle nostre famiglie.